45esima edizione del trofeo Nedo Bonacchi, 33esimo trofeo Florio Ciampi, 10° trofeo Mirko Lauria, 12° trofeo Romano Brogi, 20° trofeo Massimo Calcagno e 4° trofeo Sandro Papini. Ci troviamo a Pozzarello, gentili appassionati di ciclismo, nel comune di Monsummano Terme, per questa gara organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello e riservata alla categoria allievi. Una manifestazione che è giunta alla 45esima edizione, una storia importante quindi per questa corsa che si snoda su di un percorso che misura 69 km. 4 giri iniziali pianeggianti attraverso le località di Pozzarello, Vergine Chiusa, Bizzarrino, Pazzera, Le Case, Vergine dei Pini e Pozzarello. Dopo aver ripetuto per 4 volte questo circuito, gli atleti avranno percorso fino a quel momento 46 km, si affronteranno 2 giri con la salita di Bronzoli verso Montevettolini. 2 giri quindi con questa salita che presenta pendenze importanti anche se non è particolarmente lunga, e quindi passaggio nuovamente da Pozzarello e ultimo giro finale praticamente identico ai giri che gli atleti hanno affrontato nella prima parte di gara. In totale 69 km con la doppia ascesa alla salita di Bronzoli, un percorso quindi che dovrebbe favorire gli atleti particolarmente dotati in salita, o perlomeno coloro che stanno affrontando un buon periodo di corsa, in quanto la salita di Bronzoli non è certo una salita per specialisti della montagna, ma premia coloro che stanno affrontando un buon periodo di forma, in quanto è una salita breve ma con pendenze particolarmente impegnative. Intanto fase di misurazione dei rapporti per gli atleti della categoria allievi, ovviamente rapporto limitato per questi ragazzi che hanno un'età compresa tra i 15 e i 16 anni. Ne approfittiamo per ricordarvi coloro le formazioni che sono alla via. Ovviamente apre le iscrizioni il gruppo sportivo Pozzarello. È poi presente l'ASD Montepisano con al via Radion Kopciti, uno dei favoriti di questa manifestazione, che veste la maglia di leader della Challenge Piero Frosini. Poi il Velo Club Seano One, il gruppo sportivo Hyperfinish che presenta al via Emanuele Scardigli. Per lui ovviamente anche per quanto riguarda questo atleta i favori del pronostico. La All Sport ASD, la polisportiva Mille Luci Ciclismo con il campione toscano Francesco Biondi, il Team Valdinievole, la società ciclistica Pedale Toscano Ponticino, la Carube Progetto Giovani, il gruppo sportivo Butese, la Nuova Sfinge Alma, la Toscogas di Chiesa Nuovo Zanese, la Monte Carlo Ciclismo con Nicolas Nesi a fare da capitano a questa formazione. Intanto è misurazione dei rapporti per Radion Kopciti, eccolo qua l'atleta che veste la maglia di leader della Challenge Piero Frosini. L'Unione Ciclistico Donoratico, la Molinello Futon Servetto, la Liquigas Velo Club Bottagna, la Cycling Team LC, l'Unione Sportiva Luni e l'Unione Ciclistica Coltano Grube Costruzioni. Queste le formazioni alla via per un totale di 89 atleti che prenderanno il via. Intanto stiamo aspettando proprio il momento del via ufficiale, presente anche il campione provinciale della provincia di Pisa Massimiliano Susini, mentre non è presente il campione provinciale pistoiese Yuri Colonna, che veste i colori del gruppo sportivo Pozzarello e che non è alla via causa un infortunio in allenamento. È presente comunque a bordo strada Yuri Colonna, quest'anno stagione sfortunata per l'alfiere del gruppo sportivo Pozzarello, che ovviamente avrebbe avuto tutto l'interesse ad essere presente qui quest'oggi nella gara di casa per la sua formazione. Purtroppo per lui un incidente in allenamento che gli ha praticamente procurato qualche giorno di stop. Comunque dicevamo, per lui una stagione davvero sfortunata, all'inizio di stagione ancora qualche problema fisico, speriamo di poterlo vedere protagonista nella prossima stagione da juniores. È il momento della foto per tutti gli atleti del gruppo sportivo Pozzarello. Questo è Francesco Biondi, campione regionale toscano, con Daniel Gocai, con Adriano De Renzis, sono i tre portacolori più attesi della polisportiva Mille Luci Ciclismo. Intanto stanno per concludersi le operazioni di firma del foglio di partenza e di misurazione dei rapporti. È il momento delle raccomandazioni da parte della giuria e della direzione di corsa, che è affidata a Rampogni e Zampino. Ormai imminente il momento del via, che in questo momento è ufficioso, poi ci sarà il via ufficiale tra qualche istante. Gli atleti quindi lasciano la zona
di Pozzarello, dove sono avvenute le fasi di misurazione dei rapporti. Si stanno avviando verso il momento del via ufficiale e tutto è pronto, con il direttore di corsa Zampino che sta già stendendo i corridori sul rettilineo di arrivo, dove avverrà per l'appunto il via ufficiale. Eccoli qua gli atleti che si dispongono sulla linea di partenza, ed è il momento del via, con il segretario ed il presidente del gruppo sportivo Pozzarello che abbassano la bandierina del via. Partito ufficialmente il 45esimo trofeo Nedo Bonacchi, 33esimo trofeo Florio Ciampi, 10° trofeo Mirko Lauria, 12° trofeo Romano Brogi, 20° trofeo Massimo Calcagno e 4° trofeo Sandro Papini. In questi momenti di tranquillità in corsa, siamo appena partiti. Ne approfitto per ricordarvi i partner a fianco dell'organizzazione: l'agenzia infortunistica Life, il Garage Europa SRL a Pieve Agnievole, la Roberts Creazioni, l'autofficina Jacoponi, il tomaificio Bartoli, la Thermocontrol, centrale termiche installanti sanitarie, i Fiori di Silvana a Montecatini, Girardi Sandro a Lamporecchio, Colonna Bike a Lamporecchio ed il Credito Valdinievole. Questi sono alcuni dei partner, gli altri li ricorderemo più avanti nel corso della nostra sintesi, che ci porterà a scoprire i 69 km di corsa di questa manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello, riservata alla categoria allievi. Siamo nelle prime fasi di gara, percorsi appena 6 km, infatti qualche atleta prova ad evadere dal plotone. Vedete con il dorsale 64 si tratta di Joy Damo della Monte Carlo Ciclismo. Insieme a lui con il numero 79 Mattia Pannone della Cycling Team LCI. Due atleti che provano quindi a tenere alta l'andatura già in queste prime fasi di corsa. Vediamo se il plotone lascia fare, però il vantaggio di questa coppia è davvero minimo, anche perché siamo praticamente nei primissimi chilometri di gara. Eccolo là il gruppo, appena una cinquantina di metri di ritardo per il plotone dalla coppia al comando. Gruppo che adesso però rallenta notevolmente, come vedete occupa l'intera sede stradale. Adesso sono le maglie del Velo Club Siano One che si portano in testa nel tentativo di aumentare l'andatura, nel tentativo quindi di tenere alto il ritmo e quindi di non lasciare troppo spazio agli attaccanti. Percorsi 7 km di gara quindi, con il gruppo che praticamente possiamo definire compatto. Infatti i due atleti che sono al comando hanno un vantaggio di appena una cinquantina di metri che considerando anche le difficoltà del percorso non rappresenta sicuramente un problema per il plotone. Cicli Masotti che gestisce l'assistenza in corsa, e noi ci siamo portati al chilometro 11 di gara. Se ne vanno in due. Il gruppo è segnalato ad una quindicina di secondi di ritardo. Al comando troviamo il numero 38, si tratta di Alex Asuni del pedale toscano Ponticino. Eccolo qua l'atleta della formazione aretina. Insieme a lui con il numero 46 troviamo invece Francesco Cerino della Carube Progetto Giovani, formazione cara a Roberto Lencioni, che è sempre protagonista in queste fasi di gara. Una formazione sicuramente tra le più battagliere nella categoria allievi. Sono al primo passaggio sotto lo striscione di arrivo, quindi si conclude il primo dei 4 giri pianeggianti. Ancora 3 giri pianeggianti e poi i 2 giri con la salita di Bronzoli verso Monte Vettolini. Lasciamo andare i due atleti al comando e attendiamo dietro il gruppo che viaggia compatto all'inseguimento con 15 secondi di ritardo. Il numero 65 a fare l'andatura, Filippo Mori della Monte Carlo Ciclismo, nelle prime posizioni del gruppo. Vediamo anche le maglie della Coltano Gruber Costruzioni e anche la maglia di leader della Challenge Piero Frosini di Radion Kopciti. Eccolo lì in terza posizione del plotone. Eccolo qua l'atleta, il forte atleta albanese in forza alla Monte Pisano. Alla sua ruota abbiamo già visto un altro dei favoriti, Alberto Turchetti. Attenzione, quindi si controllano i favoriti di questa manifestazione. Quando abbiamo percorso praticamente una prima parte di gara, adesso siamo al chilometro 20, scusate, c'è un altro attacco a 2, però il vantaggio, come avete visto anche nell'immagine di qualche istante fa, è minimo. Abbiamo intravisto il gruppo alle loro spalle. Diego Lombrichi, dorsale di gara numero 19 del Velo Club Seano, insieme a lui con il numero 52 Michael Pagni. Eccolo qua inquadrato l'atleta del gruppo sportivo Butese diretto da Ferruccio Possenti.
E poi l'atleta del Velo Club Seano One, eccolo qua, dorsale 19, e si tratta di Diego Lombrichi. Leggerissimo margine di vantaggio nei confronti del plotone, appena una decina di secondi per quanto riguarda questa coppia, quando praticamente ci stiamo avviando al secondo passaggio sotto lo striscione di arrivo, ed è Francesco Biondi in prima posizione, con anche Susini nelle primissime posizioni del plotone. Arriva ancora una volta Filippo Mori, poi con il numero 89 Emanuele Mazza della Coltano Grube Costruzioni. Queste sono le squadre: Coltano Grube Costruzioni, Pedale Toscano Ponticino, Monte Carlo Ciclismo, che stanno animando l'inseguimento del gruppo alla coppia al comando. E quando ci avviamo praticamente al secondo passaggio, quindi siamo a metà dei 4 giri pianeggianti praticamente. Adesso un drappello prova ad evadere dalla caccia degli uomini al comando, il gruppo è però particolarmente vicino. Eccolo il passaggio con la coppia al comando, ma come vedete dietro si è staccata un'altra coppia, ma il gruppo è praticamente allungatissimo all'inseguimento degli uomini al comando. Daniel Gokai pilota il plotone, gruppo che quindi accusa un ritardo di appena 7 secondi dagli uomini al comando. Quando abbiamo percorso i primi 23 km di gara, praticamente il gruppo si sta ricompattando. Intanto Francesco Neri dà informazioni in corsa, gruppo 4 dà informazioni, che ci tiene informati sull'evolversi della situazione. Noi ci portiamo al chilometro 26 di gara, un attacco a 4, si tratta del dorsale numero 64, vale a dire Joy Damo della Monte Carlo Ciclismo, insieme a lui il numero 19 Diego Lombrichi, con loro il numero 52 Michael Pagni, sono stati i lideratori Pagni e Lombrichi di questa azione, e poi con il numero 55 Gregorio Lombardi della Nuova Sfinge Alma. Questi sono i 4 uomini al comando. Quando abbiamo percorso 26 km di gara siamo nella fase vallonata del circuito, che noi abbiamo definito pianeggiante, ma che non è interamente pianeggiante. Infatti presenta un breve tratto vallonato proprio dopo il passaggio sotto lo striscione di arrivo, qualche chilometro di saliscendi prima poi di rientrare nella strada provinciale che porta verso Monsummano, e che quella è interamente pianeggiante. Adesso a fare l'andatura è Michael Pagni del gruppo sportivo Butese, con il dorsale di gara numero 52. Lui e Lombrichi sono stati gli ideatori di questa fuga, poi si sono aggiunti, qui lo vediamo con il 64 Joy Damo della Monte Carlo Ciclismo, che sta facendo l'andatura in questo momento, e Gregorio Lombardi, eccolo qua inquadrato, l'atleta della formazione pistoiese Nuova Sfinge Alma. 4 uomini al comando, il vantaggio nei confronti del gruppo è di una quindicina di secondi. Andremo adesso a fare la situazione alle spalle di questi atleti. Eccolo qua il plotone, 15 secondi di ritardo quando entriamo nuovamente nella provinciale. Il numero 73 prova ad evadere, Kevin Molinari della Molinello Futon Servetto. Si riporta su di lui un atleta della Coltano Grube Costruzione, si tratta dell'87 Gabriele Puma. Poi più indietro, come vedete, altri atleti. Il gruppo si allunga alla caccia del quartetto al comando. Vediamo anche le maglie del gruppo sportivo Iperfinish, con Tommaso Fiaschi che ne approfitta per mangiare una barretta energetica. Adesso si è sganciato un drappello dal plotone, con Susini nelle prime posizioni del gruppo, con Nicolas Nesi, il dorsale di gara numero 67 della Monte Carlo Ciclismo, anche lui lì davanti. Poi con il numero 88 è Alberto Turchetti in terza posizione. E poi abbiamo visto anche Emanuele Scardigli alle spalle di Turchetti. Attenzione adesso che prova ad allungare il dorsale 85, vale a dire Massimiliano Susini, il campione provinciale pisano, che prova a riportarsi sul drappello dei controattaccanti, il drappello che insegue praticamente tra i 4 uomini al comando ed il gruppo, drappello forte di una dozzina di unità. Lo vediamo in questo momento. Susini si riporta sugli inseguitori dei 4 al comando e prova a tirare via dritto. Vediamo adesso il tentativo di Susini. Intanto siamo nuovamente a Pozzarello e la situazione vede al comando un terzetto. Al comando infatti il numero 80 Nicolò Calzetta dell'Unione Sportiva Luni, eccolo qua inquadrato. Poi con il numero 66 è la volta di Matteo Ghilardi della Monte Carlo Ciclismo, con loro il numero 89 Emanuele Mazza. Questi sono i 3 uomini al comando, quindi ripresa la fuga che avevamo visto in precedenza. Adesso un terzetto. Più o meno le formazioni che troviamo all'attacco sono sempre quelle, con attivissimi gli atleti della Monte Carlo Ciclismo, che sono entrati praticamente in ogni tentativo di fuga, così come molto attivi anche gli atleti della Coltano Grube Costruzioni.
adesso tratto in vista del traguardo in leggerissima ascesa, sarà praticamente il tratto finale che gli atleti poi andranno ad affrontare anche in vista dell'arrivo. Adesso a fare l'andatura il dorsale numero 80 Niccolò Calzetta della formazione Unione Sportiva Luni. Ecco il terzetto che transita in zona arrivo con l'atleta della Luni a fare l'andatura, poi Monte Carlo, e quindi abbiamo visto l'atleta della Coltano Grube. E arriva il gruppo che accusa un ritardo di un minuto primo, quindi diventa interessante adesso l'azione degli uomini al comando. Poco meno di un minuto primo il distacco del gruppo. Ecco il plotone pilotato da un atleta del gruppo sportivo Pozzarello, Alberto Ancillotti, atleta ovviamente della formazione di casa, ci tiene a ben figurare in questa 45esima edizione del trofeo Nedo Bonacchi, 33esimo trofeo Florio Ciampi, gara riservata alla categoria allievi. In vista del vivo della corsa, in vista di entrare nel vivo della corsa, intanto anche De Renzis si muove, l'atleta della Mille Luci, così come si muove anche Mattia Pannone del Cycling Team LC. Ne approfitto per ricordarvi ancora altri partner a fianco dell'organizzazione, come Alessio Carni di Bonello Parlanti, poi Rinaldi località Spianate ad Alto Pascio, il calzaturificio Gibbini, la Cagliope Italia, l'Ipercarne a Monzumano Terme, l'autocarrozzeria Nuova Etruria, la Gadar, la Agricola Gloria 2, la Glass Tech e l'autofficina Touring. Intanto attenzione, perché alle spalle del terzetto al comando stanno uscendo altri atleti alla caccia quindi dei battistrada. Il gruppo si sta un po' disunendo in questo frangente, complice anche il percorso con continui saliscendi che mette a dura prova gli atleti. Adesso siamo al chilometro 42 di gara, infatti si è formato un drappello più numeroso al comando. Troviamo il numero 34, si tratta di Adriano De Renzis della Polisportiva Mille Luci. Con lui il numero 80 Niccolò Calzetta, che era presente nel terzetto, l'89 Emanuele Mazza, anche lui presente da prima nel terzetto, il numero 2 Alberto Ancillotti del gruppo sportivo Pozzarello, il numero 79 invece Mattia Pannone del Cycling Team LC, il 64 è Joy Damo della Monte Carlo Ciclismo, il 66 Matteo Ghilardi, che insieme a Mazza ed insieme a Calzetta è stato l'ideatore di questa fuga. Sono stati i tre che hanno promosso questa azione attorno al chilometro 30 di gara. E adesso, quando di chilometri ne abbiamo percorsi 43, altri atleti si sono riportati su di loro. Adesso sono in 7 a guidare la corsa. Il vantaggio nei confronti del gruppo tende a salire. Adesso sono segnalati i più immediati inseguitori ad una trentina di secondi, mentre il plotone accusa un ritardo che è superiore al minuto primo. Quindi è un'azione decisamente interessante, in quanto ci apprestiamo a vivere gli ultimi 20 km di gara, e quindi diventa importante anche capire quanto questa fuga possa influenzare il finale di corsa. In attesa dell'arrivo del gruppo arriva una coppia, la vediamo adesso inquadrata, un po' disunita questa coppia che precede di poco il gruppo. Si tratta dell'atleta della Polisportiva Mille Luci, si tratta di Daniel Gocai, il dorsale di gara numero 30, che insegue con un ritardo di una trentina di secondi. Più indietro, eccolo là inquadrato, lo vediamo arrivare in questo momento, con il dorsale numero 38 troviamo invece l'atleta del pedale toscano ponticino Alex Asuni, che l'avevamo visto protagonista anche nelle prime fasi di gara. Adesso accusa un ritardo dalla testa della corsa di 40 secondi. Più indietro il gruppo, che invece è segnalato con un distacco dai 7 uomini al comando di un minuto primo, quindi plotone che perde notevolmente. Adesso le maglie della Carube Progetto Giovani in prima posizione, Susini sempre nelle prime posizioni del gruppo con l'inconfondibile maglia di campione provinciale pisano. Un minuto primo il distacco del plotone dalla testa della corsa. Vediamo anche qui con il dorsale 28 Marcello De Vito della All Sport, anche le maglie della Liquigas Velo Club Bottagna nelle prime posizioni del plotone, anche la maglia di campione toscano di Francesco Biondi è lì nella testa del gruppo. E noi con le immagini ci portiamo al passaggio da zona arrivo con i 7 uomini alla comando che stanno procedendo di comune accordo e sono seguiti dall'assistenza tecnica Cicli Masotti. Poi arriva il più immediato inseguitore, che è cambiato, adesso è un atleta della All Sport che precede di poco Daniel Gocai,
e poi arriva il gruppo, però vantaggio minimo per questi atleti nei confronti del gruppo. Vediamo la maglia di campione toscano di biondi, abbiamo visto anche Emanuele Scardigli nelle primissime posizioni del plotone. E a questo punto ci portiamo nella prima delle due ripetizioni della salita di Bronzoli. Prima ripetizione della salita di Bronzoli con i 7 uomini al comando, che sono pilotati adesso da Alberto Ancillotti, l'atleta che ovviamente conosce meglio di tutti questa salita tra gli uomini al comando. Alla sua ruota si porta il corridore della Monte Carlo Ciclismo, vale a dire Joy Damo. Tratto questo ancora facile della salita, la strada è già stretta e la caratteristica principale di questa salita è sicuramente la strada che non presenta una sede stradale particolarmente ampia, ma che già da prima dell'inizio del tratto più impegnativo è una strada stretta e che quindi costringe gli atleti, anche quando sono in gruppo, ad allungarsi notevolmente. Ancora Alberto Ancillotti nelle prime posizioni della fuga, ancora lui a fare l'andatura in questo primo tratto della salita, tratto ancora pedalabile. Adesso si inizia a salire un po' più in maniera intensa con Joy Damo e con Emanuele Mazza che tengono la sua rotta. Un po' in difficoltà abbiamo visto De Renzis e abbiamo visto anche Calzetta perdere leggermente contatto. Rimangono in tre al comando quindi Ancillotti, Mazza, Joy Damo. De Renzis prova a tenere, rimangono quindi in 4 con Ugo Ginanni che consegna la borraccia al suo corridore. Qui vediamo invece Calzetta e poi la volta degli altri due componenti della fuga che hanno perso notevolmente terreno già in questa prima fase di salita. Eccolo qua l'atleta della All Sport che avevamo visto inseguire in precedenza, un po' adesso affaticato, e però dietro attenzione perché si muove il campione toscano della categoria Francesco Biondi, si muove anche Massimiliano Susini, si muove anche Tommaso Fiaschi con il compagno di squadra Emanuele Scardigli e Alberto Turchetti alla ruota del duo del gruppo sportivo per finish. Sono gli atleti più attesi. Anche Nicola Sannesi invece si porta alla ruota di Susini. Adesso è Biondi che recupera l'atleta della All Sport e si porta decisamente in testa a fare il ritmo. Prova a tenere la ruota del campione toscano Tommaso Fiaschi, che fu campione toscano nella categoria esordienti. Quindi Biondi, Fiaschi, Scardigli e quindi Turchetti, queste sono le prime 4 posizioni del plotone. Noi risaliamo, troviamo con il numero 66 Ghilardi che ha perso contatto più avanti. Eccoci qua con il numero 79 invece Pannone. Poi qui troviamo Calzetta e ha perso contatto, l'avevamo visto un po' in difficoltà De Renzis anche, che in un primo momento era riuscito a mantenere contatto con il terzetto al comando, poi ha perso decisamente contatto. Adesso abbiamo intravisto anche Joy Damo che quindi ha perso una ventina di metri nei confronti di questa coppia che vediamo adesso inquadrata e che rappresenta la testa della corsa. La coppia è formata da Alberto Ancillotti che ha praticamente condotto al comando tutta la salita di Bronzoli, l'atleta di casa del gruppo sportivo Pozzarello. Insieme a lui troviamo Emanuele Mazza della Unione Ciclistica Coltano Grube, eccolo qua con il numero 89, passaggio dalla vetta della salita. Adesso andremo a fare un rilevamento tempi, arriva in questo momento Joy Damo, leggerissimo margine di distacco per lui, è la volta di Calzetta con praticamente De Renzis e poi gli altri componenti della fuga con il numero 79 Pannone. E mentre questo è il gruppo con praticamente tutti i migliori, il gruppo trainato da Emanuele Scardigli, noi a questo punto ci riportiamo in testa, inizia il tratto di discesa, una discesa particolarmente tecnica anche con qualche tornante che praticamente dà anche la possibilità a alcuni atleti di poter recuperare. Intanto si è ricomposto il terzetto alla comando con Joy Damo che, come era prevedibile, è riuscito a riportarsi sulla testa della corsa. Qui arriva praticamente De Renzis con Pannone, De Renzis che sbaglia la curva e poi arriva il grosso del gruppo con praticamente diviso in 2 tronconi da circa una dozzina di unità ciascuno, tronconi che si dovrebbero ricompattare, e grosso del gruppo che accusa un ritardo di una quarantina di secondi nei confronti della testa della corsa che ritroviamo al 55esimo chilometro di gara. Non c'è respiro in questi 2 giri con la salita di Bronzoli. Praticamente gli atleti tra qualche istante svolteranno nuovamente a sinistra per immettersi in via Bronzoli e quindi dirigersi ancora una volta verso il Gran Premio della Montagna. È davvero una
vortice quello che gli organizzatori hanno pensato, con 2 ripetizioni ravvicinate della salita di Bronzoli che sicuramente mettono alla prova questi atleti. Ancora il terzetto al comando, all'inseguimento troviamo ancora Pannone con un leggero margine di distacco. E poi troviamo, eccola, praticamente questo è il gruppo con Fiaschi, con Turchetti, con abbiamo visto anche Radion Kopčiti. Questi erano i primi 3 al passaggio dall'inizio della salita. Un drappello, e possiamo parlare di gruppo principale questo, forte di una decina di unità, in quanto come vedete sono una decina gli atleti che inseguono praticamente la testa della corsa. Ancora presente Pannone tra questi atleti e gli uomini al comando. Intanto stanno rientrando dietro anche altri atleti. Rientra anche Biondi, il campione toscano della categoria. Rientra anche Susini. E la volta quindi praticamente di dirigersi, sta per iniziare la salita verso Montevettolini per la seconda ed ultima volta. Abbiamo visto anche degli innocenti del gruppo sportivo e per finish. Arriva anche con il 58, si tratta di Giacomo Franceschini della Toscogas di Chiesa Nuovo Zanese. E praticamente il gruppo si è un po' ricompattato, una ventina di atleti adesso compongono il gruppo degli inseguitori, quando siamo nella seconda ed ultima ripetizione della salita verso Montevettolini, affrontato dal versante di Bronzoli. Tratto impegnativo questo della salita. Noi risaliamo con la nostra moto ripresa per portarci davanti. Intanto è stato raggiunto Pannone, lo avete visto staccarsi, e come vedete si sta sfaldando il gruppo degli inseguitori. Vediamo, perde contatto, abbiamo visto perdere contatto Davide Masi dell'Iperfinish. Noi risaliamo, troviamo con il numero 14 Brunetti, poi Fiaschi. È la volta di Nesi, eccolo qua con Nesi, Scardigli, davanti a Scardigli vediamo Turchetti e davanti a Turchetti Radion Kopčiti. Questi sono 4 dei più attesi atleti al via quest'oggi, ed è il forcing del leader della challenge Piero Frosini nel tratto più impegnativo della salita, mentre davanti perde leggermente contatto Joy Damo, e invece ancora i 2 al comando si mantengono come al giro precedente, vale a dire Alberto Ancillotti e Emanuele Mazza. Per loro qualche metro di vantaggio nei confronti di Joy Damo, più indietro tutti gli altri, però abbiamo visto dietro la rimonta del gruppo con uno scatenato Radion Kopčiti. A lui avevano resistito Turchetti, quindi Scardigli e Nesi. Erano 4 dei favoriti della vigilia, che quindi non stanno deludendo le attese. Intanto la coppia al comando, formata da Alberto Ancillotti del gruppo sportivo Pozzarello e da Emanuele Mazza dell'Unione Ciclistica Coltano Grube, prosegue la sua marcia di avvicinamento al Gran Premio della Montagna. Ormai se n'è andato il tratto più impegnativo della salita, ancora qualche strappo ma anche qualche tratto in leggera discesa, che quindi dà il tempo di rifiatare a questi atleti. Alberto Ancillotti sta conducendo davvero una grande prova quest'oggi, sta onorando appieno la propria formazione. Attenzione all'attacco di Emanuele Mazza adesso, proprio in vista dell'ultimo tratto della salita. Rompe decisamente gli indugi l'atleta dalla Coltano Grube. Si volta per controllare la situazione, ormai 400 metri, non di più al Gran Premio della Montagna. Anzi, forse anche qualcosa meno, con Emanuele Mazza che si appresta ad affrontare l'ultimo strappo. Eccoci qua con il fuggitivo solitario al comando, che ha staccato Alberto Ancillotti del gruppo sportivo Pozzarello, e Joy Damo, che erano i suoi 2 compagni di fuga all'inizio della salita. Sta viaggiando fortissimo Mazza in questo istante, si volta ancora per controllare il vantaggio. Sta pedalando molto molto forte l'atleta della Coltano Grube Costruzioni. Siamo al traguardo volante posto al Gran Premio della Montagna. Vediamo alle sue spalle, si porta Ancillotti. Poi è la volta di Joy Damo. E quindi adesso eccolo qua il gruppo, praticamente sono i 4 che avevamo visto in precedenza: Kopčiti, Turchetti, Nesi e Scardigli. Questi 4 più immediati inseguitori del terzetto al comando, che si è un po' disunito. Intanto prova a rientrare anche Brunetti. E poi arriva il gruppo del campione toscano con Biondi che precede il gruppo, dove abbiamo visto anche Susini e Fiaschi in questo plotone. Intanto ci lanciamo in discesa verso Pozzarello, dove praticamente suonerà la campana che segnalerà l'inizio dell'ultimo giro. Sarà da affrontare un circuito praticamente identico a quello che gli atleti hanno affrontato nella prima parte di gara per 4 volte. Un circuito che quindi riporterà la corsa sul rettilineo di arrivo,
per l'epilogo, il degno epilogo di questo trofeo. Nedo Bonacchi, Florio Ciampi, Mirko Lauria, Romano Brogi, Massimo Calcagno, Sandro Papini. Organizzazione affidata al gruppo sportivo Pozzarello, che per la 45esima volta allestisce questo trofeo in memoria di Nedo Bonacchi. Tratto in discesa praticamente da Montevettolini verso Pozzarello. Adesso andremo a fare anche un punto della situazione in vista del passaggio al suono della campana. Passa in prima posizione ancora Mazza, poi è la volta di Joy Damo che ha raggiunto e staccato nel tratto in discesa Alberto Ancillotti. Alle loro spalle arriva Nesi con Turchetti, Scardigli e poi Brunetti e quindi Radion Kopciti. Eccolo qua il quintetto che insegue. Noi intanto ci siamo riportati in testa, 61esimo chilometro di gara, con uno scatenato Emanuele Mazza che prova a resistere al rientro di Joy Damo, che abbiamo visto in fondo a questo rettilineo. Per Mazza un vantaggio di una decina di secondi nei confronti dell'Alfieri della Monte Carlo Ciclismo. Davvero bella l'azione di Mazza e anche quella di Joy Damo, che hanno davvero animato questa corsa sin dalle fasi centrali. Praticamente erano in fuga già dal 35esimo chilometro e stanno resistendo molto bene al ritorno del gruppo. Ormai siamo a circa 8 km dalla conclusione e si stanno comportando davvero bene questi due ragazzi. Emanuele Mazza al comando, Coltano Gruber Costruzioni alle sue spalle. Eccolo qua Joy Damo della Monte Carlo Ciclismo. Vantaggio minimo per Mazza, questo significa svantaggio minimo per Damo, che in più ha anche il vantaggio di poter vedere in qualche tratto rettilineo il proprio avversario, quindi anche il contatto visivo. Joy Damo sicuramente un vantaggio in più per lui. E poi andremo a vedere anche cosa sta succedendo dietro, perché avevamo lasciato un quintetto formato da Nesi, Scardigli, quindi Kopciti, poi avevamo visto in quel drappello anche Turchetti e quindi Brunetti. Questo era il quintetto che inseguiva gli uomini al comando, ma non dimentichiamoci, nel mezzo c'è sempre Alberto Ancillotti del gruppo sportivo Pozzarello, a meno che non sia stato raggiunto nel frattempo dagli inseguitori. Intanto vedete vantaggio minimo e attenzione dietro, perché cambia la situazione. Alberto Turchetti esce dagli inseguitori, raggiunge e supera Alberto Ancillotti. Adesso sta provando in solitaria a riportarsi sugli uomini al comando. Accusa un ritardo per il momento di 40 secondi, ma la sua pedalata è decisamente più efficace rispetto a quella degli uomini che lo precedono, ovvero rispetto alla battistrada Emanuele Mazza e al più immediato inseguitore Joy Damo. Attenzione quindi, perché Turchetti sta pedalando molto molto forte, l'atleta della Coltano Gruber Costruzioni. Adesso vediamo alle sue spalle la situazione con il gruppo che vede in testa Tommaso Fiaschi, l'atleta del gruppo sportivo per Finish, poi Scardigli, sempre del gruppo sportivo per Finish. Abbiamo visto anche Francesco Biondi della Polisportiva Mille Luci. Qui è presente con il numero 86 Samuele Luppichini della Coltano Gruber Costruzioni, formazione che quest'oggi sta davvero dando spettacolo. Arriva anche con il 54 Francesco Nannelli del gruppo sportivo Butese. Scardigli, Luppichini e Nannelli con un leggero margine di vantaggio nei confronti degli altri atleti pilotati da Francesco Biondi. E quindi poi vediamo Nesi, vediamo Kopciti, vediamo Brunetti, vediamo Fiaschi. Questi sono i nomi più importanti presenti in questo drappello. È presente anche Susini, è presente anche il numero 58 della Toscogas, vale a dire Franceschini Giacomo della Toscogas di Chiesanuova Uzzanese. Questo è il drappello degli uomini, che praticamente è il drappello che compone, diciamo, il grosso del gruppo. C'è stata una notevole selezione, ovviamente 2 ripetizioni della salita di Bronzoli verso Montevettolini hanno fatto una notevole selezione, specialmente perché erano posizionate a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra. Questo ovviamente non ha dato agli atleti la possibilità di recuperare e ha sicuramente fatto selezione in maniera notevole. Praticamente la situazione è in continua evoluzione, noi ci stiamo riportando davanti, ritroviamo il terzetto. Non era Scardigli, era Davide Masi, chiedo scusa, quindi prima avevamo dato Scardigli nei controattaccanti, invece era il suo compagno di squadra Davide Masi. Intanto Turchetti continua a viaggiare molto forte all'inseguimento, dove Joy Damo è ancora a qualche decina di metri di distacco da il fuggitivo, quindi da Emanuele Mazza. Joy Damo che adesso ci sembra un po' affaticato. Noi tra non molto ci riporteremo sul battistrada.
Ed eccolo qua Emanuele Mazza che continua a pedalare in maniera molto agile, si volta un attimo per controllare il vantaggio nei confronti di Joy Damo, vantaggio che è nell'ordine dei 15 secondi, ma attenzione perché dietro non viaggia tanto distante, anzi è appena a 25 secondi Alberto Turchetti, quindi situazione che può cambiare da un momento all'altro con un rientro davvero inaspettato, quello di Turchetti che tutto solo praticamente dai piedi della discesa che da Montevettonini riportava gli atleti a Pozzarello se n'è andato in solitaria dal gruppo e adesso sta cercando di recuperare gli uomini al comando. Mazza quindi ancora in testa, poi Joy Damo e quindi Turchetti. Adesso ci apprestiamo a fare una nuova situazione, siamo al 67esimo chilometro di gara, ne mancano quindi un paio, poco più alla conclusione e come nessuno si sarebbe mai aspettato, perché ha fatto davvero un'azione degna di nota, Alberto Turchetti si è riportato su Joy Damo e poi si sono riportati su Emanuele Mazza, quindi si è formato un terzetto formato da due alfieri della Coltano Grube Costruzioni, con loro Joy Damo della Monte Carlo Ciclismo. Praticamente è un terzetto che a questo punto ha un vantaggio di circa una ventina di secondi nei confronti del gruppo, quindi ancora vantaggio minimo quando praticamente stiamo per entrare negli ultimi chilometri di corsa. C'è questo terzetto ancora con siamo a una decina di secondi con Davide Masi, con Samuele Luppichini, con loro è presente anche Nannelli. Eccolo il terzetto che avevamo visto uscire in precedenza dal gruppo degli inseguitori quando siamo davvero negli ultime centinaia di metri di corsa. Questi atleti inseguono una decina di secondi, hanno ancora la possibilità di rientrare, davanti devono stare attenti a non guardarsi troppo perché questi atleti possono ancora rientrare sulla testa della corsa. E noi ritroviamo il terzetto, ormai siamo in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ci stiamo quindi apprestando a transitare dalla località Vergine dei Pini, dove sarà posto il cartello che segnalerà ultimi 1000 metri di corsa per questo terzetto che a questo punto sembra avere tutte le carte in regola per giocarsi il successo. Vedremo se ci sarà volata o se i due atleti della Coltano Grube faranno gioco di squadra nel tentativo di staccare Joy Damo. Vedremo, quindi ormai siamo in vista dell'ultimo chilometro che inizia in questo momento con Turchetti, Joy Damo e quindi Emanuele Mazza. Questi sono i tre uomini al comando. Si volta adesso Turchetti per controllare la posizione dei propri compagni di fuga. Emanuele Mazza va in suo supporto adesso nel tentativo anche di tenere alta l'andatura perché dietro non sono molto distanti. Infatti Turchetti si volta continuamente per controllare la situazione alle sue spalle e come vedete adesso anche la macchina della giuria salta gli uomini al comando perché gli inseguitori sono davvero vicini. Intanto stiamo per entrare in Pozzarello con i tre al comando. Emanuele Mazza a fare l'andatura, Joy Damo in seconda posizione, Turchetti non lo vediamo da questa inquadratura ma in terza ruota. Mazza sta tenendo alto il ritmo per evitare il ricongiungimento degli uomini che inseguono. Turchetti in posizione di lancio e parte. Il corridore della Coltano Grube scatta quando mancano 400 metri alla conclusione. Dietro si guardano, ovviamente Mazza non dà l'input all'inseguimento e quindi è tutto sulle spalle di Joy Damo, ma siamo ormai a 300 metri dal termine con uno scatenato Alberto Turchetti che è rientrato davvero in maniera eccezionale negli ultimi 10 km di corsa sulla testa, sulla coppia che era al comando da metà corsa e adesso tutto solo va ad aggiudicarsi questa splendida vittoria, la vittoria nel trofeo Nedo Bonacchi per Alberto Turchetti. Eccolo anche dalla telecamera fissa l'atleta della Coltano Grube Costruzioni che corona una gara davvero corsa alla grande. Secondo posto è una questione al photo finish tra Joy Damo ed Emanuele Mazza. Il secondo posto appannaggio di Joy Damo, terzo Emanuele Mazza, quarta posizione per Samuele Luppichini, quinto Davide Masi, sesto Francesco Nannelli, settimo Massimiliano Susini, ottavo Giacomo Franceschini, nono Nicolas Nesi, decimo Francesco Biondi, il campione toscano della categoria. Quindi Alberto Turchetti vince per distacco il trofeo Nedo Bonacchi al secondo posto per una questione di centimetri, tant'è che nelle fasi successive all'arrivo eravamo stati ingannati anche noi e quindi nelle interviste che seguono
purtroppo abbiamo dato per secondo Emanuele Mazza. Comunque andiamo ad ascoltare le interviste del vincitore e dei protagonisti. Alberto Turchetti ed Emanuele Mazza, una doppietta vera realizzata grazie ad un bel gioco di squadra nel finale. Alberto, una bella vittoria, sei uscito negli ultimi chilometri grazie anche al supporto con il compagno di squadra. Sì, sono riuscito a rimanere come i migliori in salita, scollinato nelle prime posizioni, sapevo che c'avevo il compagno davanti e ho cercato e ho sperato di far vincere lui. Poi nel finale c'era un altro atleta del Monte Carlo che non tirava perché giustamente era da solo, ho provato e mi è andata bene. Emanuele, un secondo posto, diceva Alberto che voleva far vincere tu, però comunque vada nel finale lui era più fresco, veniva da dietro e comunque vada ve la siete giocata da compagni di squadra. Sì, sono contento perché ha vinto il mio compagno di squadra, è come se avessi vinto io. È logico, ero un po' più stanco di Alberto perché avevo fatto molti più chilometri in fuga, ma sono contento uguale, guarda, veramente contento. E ringrazio tutti i compagni che ogni domenica ci aiutiamo e facciamo un bel gioco di squadra e anche i dirigenti che ci stanno veramente dietro. Alberto, una dedica per questa vittoria? Sicuramente la dedico a tutti i miei compagni di squadra, in particolare a Emanuele Mazza, e Gabriele Puma e Samuele Luppichini e anche a Massimiliano, che tutte le domeniche ci diamo una mano e ultimamente stiamo correndo bene, e poi anche ai miei allenatori Lorenzo e Silviano che ci seguono tutta la settimana. Lorenzo Stefanucci, direttore sportivo del vincitore, quando si vince così con una doppietta realizzata grazie ad un fantastico gioco di squadra su una corsa intera con Emanuele Mazza nella fuga e poi con Turchetti che rientra in salita, davvero non si può che essere soddisfatti. No, oggi è già un po' di tempo che stiamo correndo bene, oggi sicuramente hanno fatto una bellissima gara. Nel finale Turchetti è rientrato davanti su Mazza e il ragazzo del Monte Carlo. Credo che sicuramente hanno fatto di tutto per cercare di far vincere Mazza, però eravamo contrastati da un ragazzo del Monte Carlo e poi Turchetti nel finale era più forte, è arrivato da solo. Sicuramente ottimo anche i piazzamenti degli altri ragazzi, da Luppichini a Susini, anche Puma comunque sicuramente ha fatto un'ottima gara dando una mano ai compagni. Joy Damo della Unione Sportiva Monte Carlo non si è riuscito a fare niente contro un duo così forte della Coltano Group, e comunque ce l'hai messa tutta e un bel terzo posto. Sì, ero con loro due, facevano scatti contro scatti e alla fine sono contento via del terzo posto. Va bene così. Senti, questa stagione per te com'è stata? All'inizio è stata un po' dura, ora mi sto riprendendo e speriamo di continuare così. Andrea Mariotti, segretario del gruppo sportivo Pozzarello, si è conclusa questa fatica organizzativa a un ottimo risultato. Basta vedere il vincitore, un atleta di spicco del panorama allievi in Toscana e non solo, e poi anche il tanto pubblico. Sì, questa è stata l'ultima manifestazione organizzativa da parte del GS Pozzarello per la stagione 2012, era l'ultimo impegno, quello più importante, dove venivano ormai come da alcuni anni sono stati messi insieme il trofeo Ciampi e il trofeo Bonacchi, una gara davvero interessante con un buon numero di partenti, avevamo 90 iscritti e una buona qualità degli iscritti e c'è stata davvero una bella selezione e davvero anche soddisfatto per aver avuto un pubblico, una cornice pubblico molto importante. Tutto è andato bene, la gara non ha avuto intoppi e la sicurezza è stata garantita. Peccato che per l'atleta nostro Colonna, che ha avuto un infortunio su un incidente in allenamento una decina di giorni fa, che non ha potuto partecipare a questa manifestazione. Senti, punto fermo di questa manifestazione, oltre ai tanti volontari che vi danno una mano, è il Circolo Arci Pozzarello e il Bar Pistop, che hanno ospitato le operazioni preliminari, che anche grazie a loro è possibile questa organizzazione. Sì, davvero un grande ringraziamento da parte del gruppo sportivo Pozzarello a tutti coloro che hanno dato una collaborazione fattiva in questa manifestazione, il circolo di Pozzarello che hanno aiutato i volontari del circolo di Pozzarello, il gestore del circolo di Pozzarello, il Bar Pit Stop, che ha dato i pasti, ha preparato i pasti per gli atleti che sono venuti a questa importante manifestazione. Un ringraziamento anche alla volontaria agli sportivi di Pozzarello che hanno dato un aiuto, anche alla famiglia Ciampi, alla famiglia Ciampi Florio, che hanno dato una mano a questa manifestazione con la premiazione, e a tutti coloro che hanno contribuito per questa manifestazione, che è stata una mano importante, perché in un momento come questo
altrimenti sarebbe impossibile fare le gare. E comunque ecco, l'importante è che tutto è andato bene, siamo soddisfatti che la manifestazione si è svolta nel miglior modo possibile. Anche la giornata che era iniziata stamani, i preparativi sotto una pioggia battente, poi per fortuna il tempo è migliorato e ha consentito di svolgerla con uno splendido sole. Io ringrazio tutti gli sponsor del gruppo sportivo e mi auguro che per il 2013 poter allestire una manifestazione che sia all'altezza come fino ad oggi è sempre stato. Quindi un ringraziamento davvero a tutti coloro che hanno contribuito a questa manifestazione. Ezio Innocenti, presidente del gruppo sportivo Pozzarello, ultima fatica organizzativa, è un po' la corsa che è più legata al nome della società sportiva del gruppo sportivo Pozzarello. Direi che i motivi per essere soddisfatti ci sono, al di là che lo abbiamo già ricordato anche con il segretario, Colonna, che era un po' la vostra punta, non ha potuto partecipare per un infortunio, però la soddisfazione di vedere un bell'ordine d'arrivo e soprattutto una gara combattuta. Sì, un bell'ordine d'arrivo, un bel vincitore. Devo dire che stamattina quando mi sono alzato mi sono messo le mani tra i capelli perché ho detto oggi è banda, mentre invece il tempo ci ha dato una mano, è venuto fuori una gara, direi proprio, non voglio chiamare eccezionale, ma una bella gara veramente. Sono contento per l'affluenza del pubblico, diciamo, ho visto per le strade un mondo di sportivi, quindi vorrei dire anche purtroppo anche per noi quest'anno è un anno sfortunato perché diciamo, abbiamo magari il ragazzo più rappresentativo è andato incontro a delle sfortune diciamo, vere e proprie, quindi però questo è lo sport e speriamo diciamo, di rifarsi più avanti. Senti, questa è l'ultima fatica, c'è da fare un grazie per tutta la stagione ai vostri sponsor, ai vostri amici che vi sostengono. Anzi, faccio un appello ai nostri sponsor che ci tengano stretti perché senza di loro non faremo più niente, quindi mi auguro per il 2013 di avere tutto intorno come mi ha fatto nel 2012 e di poter ripartire con umiltà e con sufficienza, diciamo.